È il momento della quinta corsa, il confronto più affollato del pomeriggio bolognese. Cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri, Giacinto Pax, Giovellor, Glogiugia, Cav, Gargantua Font, Giovinezza Bella, Giunone Jet in prima fila, Giotto Stella, Gelosia d'amore, Greta Spritz, Guinness Matley, Glock Point, Giglio Tigrato in seconda, Gioele Cech, Gallius e Giacon Joe BFC in terza fila. Corsa molto incerta, non c'è un vero e proprio favorito, anche se in chiusura Giovelor è il più giocato. In partenza proprio Giovelor sbaglia e sbaglia anche il numero 3 Glogiugia, Numero 3 mentre Glogiugia Cav cerca squalificato. di lanciarsi in avanti e vi riesce col Numero numero 6 Giunone 12 Jet Giglio che supera Tigrato Giovinezza Bella. Giunone squalificato. Jet dunque leader. Numero 2 Giovelor squalificato. Su Giovinezza Bella, mentre per corsie esterne c'è la progressione del numero 9 Greta Spritz che va su Giunone Jet dopo 300 metri di gara di impegna. Quarto iniziale che va via in 37 con anche Gallius che si impegna in progressione esterna in seconda pariglia ed è seguito da Gioele Cech. Intanto i 600 se ne vanno in 46,3. Non tarda a progredire in terza ruota Gioele Cech, che viene via il passaggio davanti alle tribune, cerca di portarsi sulla coppia di testa. Giunone sempre leader nei confronti di Giovinezza Bella. Greta Spritz per corsie esterne, in terza ruota rimane Gioele Cech, che cerca di sopravanzare proprio Greta Spritz al chilometro in 1:16,4, insiste in terza Numero corsia. 8 Gelosia d'amore Gioele squalificato. Cech che passa a 450 dall'arrivo e scende alla corda esattamente al paletto dei 400 finali, prende subito vantaggio da Giunone Jet. Più indietro ancora Greta Spritz all'esterno, Giovinezza Bella alla corda, ma intanto ha preso margine Gioele Cech che stacca ai 250 finali ed entra in addirittura Numero l'arrivo con non 7 meno di 20 Giotto metri di Stella margine squalificato. sui rivali. Gioele Cech per la prima in carriera viene a concludere isolato in avanti, ancora Vincenzo Luongo, Gennaro Casillo a segno, il secondo posto è per Giunone Jet e al terzo è ancora Greta Spritz. 1:15,7 il ragguaglio conclusivo, 1 minuto e 2 decimi l'ultimo giro, 32 a chiudere. La vittoria per distacco ancora per Gioele Cech che fa poker, quindi insieme a Gennaro Casillo, periodo d'oro come dicevamo, e confermato da questa vittoria nonostante il numero 13, la terza fila. Gioele Cech ha imposto la sua superiorità per vincere nettamente ancora Vincenzo Luongo e Gennaro Casillo per conto della scuderia Altea.